È morto il sindaco di San Nicolò di Comelico Giancarlo Ianese, aveva 82 anni. La notizia si è diffusa rapidamente questa mattina in Comelico e ha fatto il giro della provincia. Ianese sarebbe stato colto da malore mentre si trovava seduto sul divano di casa. Era l'amministratore pubblico dei record Giancarlo Ianese, 8 volte sindaco di San Nicolò sin dalla metà degli anni 70, l'ultima rielezione lo scorso 10 giugno, ma anche vice sindaco e consigliere comunale, oltre ad essere stato presidente dell'Unione Montana Comeliana per ben 7 mandati. Se c'è una figura che ha incarnato il senso delle istituzioni e al contempo anche uno sconfinato amore per il territorio è lui, Giancarlo Ianesi, scrive nel suo messaggio di cordoglio il presidente della provincia Roberto Padrin. Di lui colpiva il profondo senso del dovere e la passione infaticabile con cui ricopriva l'incarico da sindaco di San Nicolò e da presidente dell'Unione Montana Comelico. In una recente intervista aveva espresso un concetto tanto schietto e ruvido quanto reale, che se non si trovano più persone disposte a fare gli amministratori nei piccoli comuni è perché un sindaco deve risolvere i problemi, ascoltare la gente, avere a cuore il bene pubblico ed essere sempre presente. Ecco, Ianese era sempre presente, ricorda Padrin, e a lui si uniscono tutti i rappresentanti delle istituzioni locali. Una delle ultime battaglie per la sua gente e la sua terra, quella per evitare la chiusura della Galleria Comelico, i cui lavori inizieranno ai primi di settembre.